Dall'inferno al paradiso. È questo il titolo che vogliamo dare per raccontare l'amore di una donna agrigentina nei confronti dei profughi che si sono salvati dalle bombe di Putin. Parliamo di Roberta Tuttolomondo, titolare di un noto centro estetico al villaggio Mosè, la quale ha accolto nella sua casa un bambino ucraino, la mamma e il nonno. Non una semplice accoglienza, possiamo dire, perché al piccolo di nome Alex, Roberta Tuttolomondo ha fatto trovare giocattoli, vestiti, cibo e tanto altro, e una cameretta arredata. Dall'inferno al paradiso, appunto. Ringrazio Dio, ha scritto Roberta in un post, per avermi dato l'opportunità di poter fare qualcosa di buono. Aggiungiamo che qualcosa di buono lei lo aveva già fatto durante il lockdown nel 2020, quando ha donato 10.000 mascherine ai sanitari e alle forze dell'ordine di Agrigento. Mascherine realizzate grazie ad una squadra di amiche che si sono messe al lavoro portando a termine in poco tempo l'iniziativa in un momento davvero triste nella lotta al virus, quando si era alla disperata ricerca anche di una mascherina. Oggi, dice Roberta Tuttolomondo, mi sono specchiata nella speranza che ho letto negli occhi di Alex, della mamma e del nonno. La speranza è che si possa parlare davvero di pace vera entro i prossimi 10 giorni, così come si dice.